51 stranieri di varie nazionalità sono stati rintracciati dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza sulle spiagge di Monasterace, Guardavalle e Sant'Andrea dello Ionio. I clandestini hanno raccontato di aver effettuato il viaggio a bordo di una grossa imbarcazione e successivamente sono stati trasferiti su un gommone che li ha portati sulla costa. La Regione Lombardia e la Regione Calabria hanno chiesto di costituirsi come parti civili nel processo cominciato oggi con rito abbreviato a carico di 118 imputati coinvolti nella maxi operazione Infinito della DDA di Milano, che nel luglio 2010 ha portato in carcere oltre 170 persone nella sola Lombardia, dando un duro colpo alle infiltrazioni dell''ndrangheta. Il processo è stato rinviato al prossimo 16 giugno. L'animazione dei bronzi di Riace nello spot voluto dalla Regione Calabria per promuovere il turismo forse ha raggiunto l'obiettivo principale, fare discutere della Calabria. Per il ministro al turismo Brambilla, che ne ha parlato a Palazzo Chigi, lo spot è utile alla Calabria. La pubblicità è stata creata da giovani calabresi ad un costo contenuto entro 50.000 euro. Sciolti tutti i dubbi sull'accordo tra l'FC Crotone e Leonardo Menichini, il tecnico toscano ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla formazione rossoblù per un anno. Termina invece l'avventura di Azzori alla Regina, da oggi si penserà al futuro. Azzori comincerà a pensare alla sua nuova squadra, la Sampdoria, Foti a ricostruire la sua.